Immagini e suoni che fanno solo intuire quanto potrebbe essere accaduto. Per capirsi, nel solo 2022 è successo 558 volte che sulla rete autostradale di Autovie Venete avvenissero incidenti. In 150 di essi si sono registrati feriti e in 14 purtroppo anche un totale di 22 vittime. Quello che noi notiamo, soprattutto dopo gli incidenti, anche dai filmati che si vedono, le distrazioni. Sicuramente il grande problema in questo momento è quello di guardare il cellulare o comunque strumenti di bordo mentre si guida. Su un'arteria che vede da 130.000 a 200.000 veicoli al giorno e che ha una triste fama per i gravi incidenti concentrati soprattutto in zone prossime ai cantieri per la terza corsia, ha molto peso anche la prevenzione ai sinistri e la cura di organizzare interventi rapidi fra i 10 e i 20 minuti per incidenti, spesso legati ai cosiddetti ostacoli in carreggiata. Ostacoli in carreggiata vuol dire ostacoli persi da veicoli in movimento, quindi da mezzi pesanti, delle parti di carico o anche proprio dei pezzi di mezzi che cadono. Però gli ostacoli in carreggiata in un anno erano quasi 2000, ecco, quindi vuol dire che dal nostro personale su strada sono stati proprio tolti e quindi per evitare potenziali incidenti. La sicurezza parte anche da mezzi sicuri, com'è la situazione degli autoarticolati che girano? Allora, diciamo che gli autoarticolati già di diversi anni c'è un lavoro sulla sicurezza, quindi prima sui tempi di guida, sul riposo degli autisti, poi sui radar dei camion nuovi, sui rallentamenti, sulla velocità obbligatoria massima 90 all'ora e sul tipo di frenata, quindi la sicurezza del mezzo è assoluta in questo momento, non voglio dire, ma c'è. Uno spot studiato assieme alla concessionaria autostradale della A4 fra Veneto e Friuli Venezia Giulia, lo Confartigianato Veneto, è il primo in Italia, commentava il presidente di Autovia Maurizio Paniz, mentre spiegava come la volontà sia quella di velocizzare al massimo le opere di ammodernamento della rete autostradale. I 9 km fra Portogruaro e Visopoli verranno consegnati in anticipo, così come per i 24 km da San Stino a Portogruaro la lavorazione in tabella di marcia dal 2024 al 2027 sia già iniziata lo scorso anno grazie al trasferimento provvisorio di fondi dalle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia per progettare una decina di cavalcavia e procedere agli espropri.